Buonasera a tutti. Oggi tocca a me, perché dopo l'ampia carrellata di sequenze e di immagini che ci hanno trasportato nelle vicende belliche e nei panorami del Veneto protostorico, il nostro corso si addenta oggi nell'orizzonte iconografico del mondo romano. Ne prenderemo in esame le necropoli, le città dei morti. Tra l'altro è un argomento che io pensavo non abbiamo mai finora toccato nell'ambito dei nostri corsi precedenti. E quindi forse sarà anche da pensare se in futuro sarà il caso di dedicarsi a questo argomento che, credetemi, è veramente affascinante. Quindi, dicevo, ne prenderemo in esame le necropoli, i cui monumenti appaiono fittamente popolati di immagini a cui, come vedremo, nella maggior parte dei casi venivano affidati specifici intenti comunicativi. Anche per quest'anno il nostro campione sarà Altino, dite voi, perché questa non sa parlare d'altro. Beh, insomma, anche perché è l'argomento su cui mi sono sempre molto più dedicata. Altino, dicevo, la cui vastissima necropoli, per la ricchezza e per la pregnanza dei suoi monumenti, si impone nella prospettiva veneta come un osservatorio privilegiato. Ne prenderemo in considerazione l'intera gamma della documentazione, di maggiore come di minore impegno strutturale, la quale risulta riconducibile al periodo più significativo della produzione funeraria del municipio, ossia periodo compreso fra la seconda metà del I secolo avanti Cristo e tutto il I secolo d.C. La topografia, l'estensione e l'entità numerica dei monumenti e dei corredi funerari della necropoli altinate, come pure i vantaggi derivati dalla ricerca archeologica del suo particolare assetto ambientale, credo che non valga neanche la pena spendere due parole, scusate, sul fatto che Altino è uno dei rari casi in Italia in cui alla città preromana e romana non si sia poi sovrapposta la città medievale, rinascimentale, moderna, come basta, insomma, dato per fare esempi, nel nostro Veneto basta pensare a Padova, Oderzo, Verona, Vicenza, dove per scavare bisogna aspettare di fare il garage sotterraneo oppure mettere giù le reti tecnologiche. Ad Altino invece, non essendoci più stata continuità di vita dall'inizio del VII secolo d.C., è rimasta tutta campagna, per cui è un'estensione enorme di campi in cui la ricerca archeologica, salvo restando i vincoli esistenti, potrà per decenni continuare senza appunto nessunissimo vincolo di quelli imposti in tutte le altre città moderne. Allora, dicevo che quindi la topografia, l'estensione, l'entità numerica di tutti i monumenti e corredi funerari, come pure i vantaggi derivati appunto da questo particolare assetto ambientale, sono argomenti ben noti al mondo scientifico, ma che mi è parso comunque valesse la pena di riassumere brevemente, illustrandovi il quadro topografico antico circostante la città di Altino. Va premesso che, come d'uso nel mondo romano, le sepolture e i monumenti funerari si allineavano lungo i grandi assi stradali, in particolare lungo i segmenti ovviamente più prossimi alla città, con il dichiarato intento di attirare l'attenzione quando anche non la pietà dei passanti. A sud della città, e questo volevo farvelo vedere perché è un altro esempio di possibilità di scavo estensivo che c'è ad Altino, vedete la grandiosità di questa trincea di scavo, cosa che credo in nessun altro posto possa avvenire.
Allora, venendo al quadro topografico, dicevamo che a sud della città è documentato un unico sepolcreto, che si è sviluppato per almeno 3 chilometri lungo la via Annia. La via Annia, che è la grande strada consolare che univa Adria ad Aquileia e che attraversava il centro Altinate. Il sepolcreto, sottoposto ad indagine, anche se non sistematica, in Valpaliaga negli anni 50 del secolo scorso, grazie agli scavi del conte Jacopo Marcello, proprietario dei fondi, è stato in seguito oggetto di limitati sondaggi di scavo negli anni 60 e di un'indagine sistematica nei primi anni 2000. A nord della città invece si dipartivano a ventaglio 3 grandi strade, la via Annia ad est, diretta a Concordia, la via Opitergina a nord, che univa Altinum ad Opitergium, l'attuale Oderzo, e la via Claudia Augusta ad ovest, diretta verso il Norico. Le fonti dicono ab Altino usquad flumen Danuvium, quindi fino al Danubio. Era una grandissima strada che univa appunto la laguna con l'Oltralpe. L'Agna era raggiunta nel suo tracciato obliquo da una bretella che si staccava dalla porta nord-orientale del municipio, seguendo la sponda del canale che oggi si chiama Canale Sioncello, e risultava inoltre collegata alla via Opitergina mediante un raccordo viario che noi oggi potremmo definire una tangenziale. La necropoli del segmento nord-orientale dell'Agna, che risulta sviluppata senza soluzione di continuità lungo entrambi i lati del rettifilo stradale, fu oggetto di indagine sistematica dall'uscita dell'antica città fino al fiume Sile per oltre 2,5 chilometri tra il 1966 e il 1984. Il 1966 erano gli anni in cui era da poco stato aperto il Museo Archeologico di Altino e la soprintendenza archeologica, e a quel tempo il direttore del Museo di Altino era la professoressa Bianca Maria Scarfì, che probabilmente qualcuno di voi ricorda. Dicevo, allora in quegli anni la soprintendenza aveva iniziato varie campagne di scavo all'interno della città, nel cuore proprio della città, ma proprio nel 66 partivano i lavori di una come posso dire, imponente riforma agraria che avrebbe comportato lo spianamento dell'intero territorio. Allora a quel punto la soprintendenza, e quindi che questa riforma agraria, come si dice, avrebbe occupato in pieno il territorio in cui passava la via Annia, no, di Altino. Allora la soprintendenza ha deciso di interrompere bruscamente, diciamo, gli scavi all'interno dell'area urbana per dedicarsi, direi anima e corpo, allo scavo della necropoli dell'Agna in particolare. Quindi campagne di scavo iniziate nel 1966, portate avanti annualmente fino al 72 o 73 e poi riprese nei primi anni 80 fino all'84. Quindi questi scavi, che hanno restituito complessivamente più di 1500 tombe, hanno messo inoltre in evidenza come il comparto compreso fra la strada e la bretella in uscita dalla porta urbica nord-orientale, così come l'altro comparto interposto fra l'Agna e la strada di raccordo, fossero occupati da un unico vasto sepolcreto articolato su 2 versanti, documentando quindi la presenza di un estesissimo fronte necropolare subito oltre i limiti urbani. La necropoli della strada di raccordo
è stata sottoposta ad indagini, quella che noi quindi chiamiamo si potrebbe chiamare la tangenziale, è stata sottoposta ad indagine sistematica per quanto riguarda un ampio segmento della fascia meridionale fra il 1980 e il 1987, erano i miei primi scavi ad Altino. Non sono state invece ancora intraprese indagini mirate lungo la via Claudio Augusto e la via Opitergina, anche se nel corso degli anni si sono operati diversi interventi di scavo di emergenza che hanno comunque restituito un buon numero di corredi e di resti di monumenti funerari. Ma che purtroppo non ci hanno fornito dati sufficienti per tentare la ricostruzione topografica di queste due aree sepolcrali. Quindi cosa si può dire in conclusione? Che dall'insieme di queste indagini provengono complessivamente più di 2.000 corredi funerari, un elevatissimo numero di monumenti e frammenti ovviamente di monumenti di svariata tipologia, ma soprattutto, e questo a mio modo di vedere sicuramente il dato più importante, uno straordinario patrimonio di informazioni relative agli usi e ai rituali funerari della società altinate nei primi secoli dell'età imperiale. Detto questo, che mi faceva piacere farvi così questa carrellata in modo da poter contestualizzare meglio i monumenti, detto questo, passiamo alla prima consistente fase di monumentalizzazione della necropoli di Altino. Naturalmente Altino, che è un insediamento preromano che nasce fra l'XI e il X secolo a.C., aveva tutte le sue necropoli protostoriche preromane, ovviamente, che in molti casi stanno negli strati sottostanti della necropoli romana, delle varie sepolcreti romani che quindi si sono impostati sulle aree necropolari precedenti. Per cui la prima fase di monumentalizzazione, non della prima fase di necropoli, ma di necropoli monumentale, quindi, è testimoniata a partire dagli ultimi decenni del I secolo a.C., a seguito del rinvenimento di alcuni significativi materiali che comprovano la rapida diffusione di costruzioni funerarie di notevole impegno architettonico e scultoreo. In questa prospettiva risultano emblematici due imponenti mausolei a baldacchino che contribuiscono a delineare con grande chiarezza i caratteri fondamentali del messaggio che i committenti di queste grandi tombe intendevano trasmettere attraverso la monumentalità delle loro iniziative funerarie. Questi imponenti sepolcri, la cui altezza in entrambi i casi raggiungeva i 14 metri, derivavano il loro nome, mausoleo, dalla tomba grandiosa eretta ad Alicarnasso nel IV secolo a.C. per Mausolo, satrapo della Caria, considerata una delle 7 meraviglie del mondo. E di conseguenza questi mausolei altinati rappresentavano di per sé stessi un lampante indicatore dell'elevato prestigio sociale dei committenti di queste tombe. L'orgogliosa volontà dell'aristocrazia locale di trasmettere ai posteri la memoria di sé si esplicitava quindi nei primi decenni dell'impero, quindi negli ultimi decenni del I secolo a.C., ricorrendo ad un modello architettonico indubbiamente famoso, al cui interno campeggiava, quale principale elemento di focalizzazione visiva, la statua o le statue del committente o dei committenti. A queste immagini veniva affidato un intento celebrativo di tipo prettamente sociale, quasi una glorificazione civile, molto spesso era impossibile da raggiungere sul suolo pubblico cittadino,
sottoposto a stretti vincoli legislativi, nel senso che non è che chiunque potesse farsi erigere una statua nel foro o nella basilica, ma questo era attuabile invece senza limiti di sorta in area necropolare. All'interno delle necropoli uno poteva farsi la sua tomba assolutamente come voleva. In riferimento a modelli di origine urbana, cioè dell'urbe di Roma, improntati ad un codice di valore di stampo tipicamente repubblicano, è mirabilmente rappresentato dalla coppia di ritratti in marmo lunense pertinenti alle statue dei committenti del mausoleo a Badachino del sepolcreto nord-orientale dell'Annia. Allora apro una piccola parentesi per dire che ad Altino monumenti, ritratti, elementi architettonici, insomma si può dire quasi tutta la produzione lapidea è in calcare d'aurisina. Calcare d'aurisina è il Carso, è vicino a Trieste, andando in treno a Trieste si vedono le cave di aurisina. Quindi questa è la pietra per il 90% impiegata, però quando si devono fare, diciamo meglio, dei ritratti di particolare prestigio, in quel caso si ricorre sempre al marmo di Luni. Di entrambe queste statue si conservano unicamente i ritratti, sufficienti tuttavia per ricondurre nell'iconografia al modello tradizionale romano della coppia canonica del togato e della pagliata. Pagliata vuol dire che portava il paglio, cioè il mantello per coprire la testa. Il ritratto maschile, fortemente caratterizzato sotto il profilo fisionomico, esibisce analiticamente, come potete ben vedere, i segni dell'età attraverso una fitta maglia di rughe che ne segnano il volto. Questo è in assoluto uno dei più bei ritratti maschili di tutta l'Italia settentrionale. Il ritratto femminile, velato capite, quindi col capo velato, secondo lo schema iconografico classico della pudicizia, è dotato di una elaborata e raffinatissima acconciatura. Spero che possiate vedere l'avvolgimento delle bande, i riccioletti che cadono lungo le guance. Risulta questo ritratto invece riflettere modelli di intonazione classicistica, pur presentando anch'esso spiccati e voluti intenti ritrattistici. Vediamo ora il secondo mausoleo a baldacchino, il quale era ubicato nel sepolcreto sud-occidentale dell'Annia e per il quale è stato possibile ricostruire in maniera più esaustiva l'insieme dei riferimenti simbolici. Qui la presenza del messaggio scritto, vedete questo è questo frammento di tabella che stava al centro del basamento che reggeva il colonnato, diciamo. Questo messaggio scritto, fortunatamente conservatosi, anche se come vedete in parte, identifica anche quindi solo parzialmente, tuttavia il titolare, sommandosi ad altri espliciti segnali. L'iscrizione è incisa su una lastra che non presenta dimensioni particolarmente vistose, ma il materiale impiegato, che è il marmo, spicca all'interno di un complesso monumentale che è totalmente per il resto in calcare d'aurisina. Il testo, anche se frammentario, conteneva il nome, di cui sono andate perdute, come potete vedere, le lettere iniziali. Noi abbiamo un ius, quinti filius, e poi un altro ius, quindi è molto difficile risalire a quello che è il nome, il prenome e il nome, diciamo. Allora, il testo, dicevo, anche se frammentario, conteneva il nome, che risulta accompagnato dalla menzione della carica del decurione, per cui questo urio che è rimasto, questo invece non può che essere letto come decurio. E poi fiere iussit, cioè comandò di fare naturalmente il monumento.
Alla carica del decurione rimandano espliciti attributi simbolici che rappresentano il traguardo degli intenti autorappresentativi della classe municipale in piena età augustea. La statua, che è l'unica statua restituita integra dalla necropoli al Tinate, è scolpita come il resto del monumento, come vi dicevo, in calcare di Aurisina, denunciando quindi inequivocabilmente la sua origine dalle officine locali e risulta di proporzioni maggiori del naturale. L'aderenza all'aspetto codificato del magistrato municipale è completa. La toga, indossata in ossequio alle raccomandazioni rivolte da Augusto ai Romani a non dismettere l'abbigliamento connotativo del possesso della cittadinanza. La toga qualifica il cittadino romano. Il volumen, cioè la pergamena, la pergamena contenente l'elenco delle cariche rivestite in vita, esibito nella mano sinistra, la capsa, cioè il cofano, contenente i volumina, accanto ai piedi, a ribadire lo statuto di magistrato ostentato con grande orgoglio. Ma il fulcro della composizione resta il volto del giovane decurione, dagli occhi grandi e sgranati, dalla omogenea luminosità che lo avvolge e dalla sostanziale inespressività. Ad esplicitare il profondo equilibrio interiore raggiunto da questo personaggio, che costituisce questo equilibrio la più chiara chiave di lettura del messaggio ideologico assorbito dalla propaganda augustea. L'insieme delle componenti del linguaggio figurativo e scritto, concentrate in questa figura, risulta evidentemente del tutto funzionale, secondo una precisa volontà del committente, a favorire la fruizione da parte di un pubblico letterato e no, nel senso che chi sapeva leggere leggeva la tabella, ma chi non sapeva leggere comunque riceveva questo messaggio, perché questo insieme di componenti che la figura in sé, oltre che il monumento stesso, conteneva, erano di per sé parlanti. Di tutt'altra matrice ideologica e culturale risulta il monumento del sepolcreto sudoccidentale dell'Agna, la cui sommità era coronata dallo straordinario ciclo scultoreo desunto dalla gigantomachia pergamena. Anche queste, vi faccio osservare, sono le due statue, direi, più colte e raffinate che si possono trovare in tutta la Cisalpina. Il grande fregio che decorava l'altare di Attalo II a Pergamo rappresentava, come è noto, la mitica battaglia condotta dalle divinità dell'Olimpo contro i giganti, esseri di sproporzionata statura e di forza invincibile, i cui arti inferiori terminavano in mostruose spire di serpente. Nulla è rimasto della struttura del monumento, mentre del ciclo statuario restano i due splendidi esemplari in calcare di Auresina, anche questi, cosa che ne certifica indubbiamente la produzione locale e che per l'eccezionale livello qualitativo non trovano confronti, come dicevo, all'interno della produzione scultorea dell'intera Cisalpina. La particolare scelta iconografica e la straordinaria qualità esecutiva delle sculture intendevano evidentemente alludere, in un linguaggio di altissimo livello artistico, a un particolare avvenimento legato alla vita dell'ignoto titolare del sepolcro, forse una battaglia, o comunque un evento bellico che ebbe da segnare la storia di Altino Tardo Repubblicana. Ma non sono i giganti le uniche figure mitologiche presenti nella simbologia funeraria altinate.
Dal sepolcreto nord-orientale dell'Annia proviene una statua di Icaro che, per quanto frammentaria, consente di coglierne gli aspetti caratterizzanti. Il mito di Icaro è noto. Figlio di Dedalo, il celebre architetto costruttore del labirinto cretese, vi venne imprigionato da Minosse insieme al padre e dal labirinto entrambi fuggirono levandosi in volo grazie alle ali ideate da Dedalo e fissate con la cera alla schiena di entrambi. L'imprudenza giovanile spinse Icaro, come sappiamo, a volare troppo in alto nonostante le raccomandazioni paterne, tanto che il sole ne sciolse la cera e lui precipitò in mare trovando la sua fine. L'Icaro altinate è rappresentato nell'atto di levarsi in volo, con il braccio destro vigorosamente dispiegato all'infuori a reggere la grande ala saldamente fissata da una correggia e con i lembi svolazzanti della clamide che ne cinge il collo e ne ricade sulla schiena. L'interpretazione del significato metaforico del mito e quindi il perché della presenza di tale figura nel simbolismo funerario vanno ricercati nella dottrina neoplatonica, secondo la quale, come esplicitato chiaramente nel Fedro di Platone, le ali raffigurano la capacità dell'anima di elevarsi verso il mondo delle idee, della verità e della bellezza, mentre la loro perdita indica la caduta nel mondo sensibile e l'incarnazione dell'anima nel corpo. Altro protagonista di un mito è Attis, di cui la necropoli Altinate ha restituito più di un'immagine che lo ritrae nella usuale posa del compianto, con il capo coperto dal classico berretto frigio. Il mito del bellissimo pastorello Attis, dio frigio associato a Cibele, la grande madre, dea della natura e della fertilità, narra l'amore fra il giovane Attis e la dea, amore che culminerà, credo che sappiate il mito di Attis, con l'autoevirazione del ragazzo in preda al delirio scatenato dalla stessa Cibele. Dopo la sua morte, però, la dea, commossa a pietà, lo resuscitò, facendolo diventare il suo paredro e il suo servitore. L'immagine di Attis, quindi, protagonista di questo ciclo di morte e di rinascita, è considerato e che è celebrato nei riti misterici di Cibele, ben si inseriva anch'esso nella simbologia e nel panorama del simbolismo funerario, significando metaforicamente la rigenerazione e la rinascita, se non anche adombrando forse l'appartenenza ai riti misterici del destinatario del sepolcro. Un'ulteriore allusione simbolica tesa a interpretare il concetto di ciclicità e transitorietà della vita è impersonata dalla statua di Fitnoporon, la raffigurazione dell'autunno, che è uno dei 4 protagonisti del ciclo greco delle stagioni, le Orai, figlie di Zeus e Temi. La statua, proveniente dal sepolcreto sud-occidentale dell'Annia, è qui ritratta, secondo la classica iconografia ellenistica, nelle sembianze di una figura femminile nuda e alata che regge della frutta nei lembi del manto. Ma accanto a queste simbologie mitologiche, che possiamo facilmente presupporre commissionate per i propri sepolcri da un'élite indubbiamente intrisa di cultura ellenistica, ma che con tutta probabilità non risultavano facilmente né comprensibili né decodificabili dalla maggioranza degli abitanti del municipio, la necropoli Altinate ha restituito un ricchissimo repertorio di immagini desunte dalla sfera del quotidiano. La stagione dei grandi mausolei si conclude, come dicevamo, con la fine dell'età augustea, momento
a partire dal quale la classe dirigente utilizza per gli intenti comunicativi dei propri sepolcri forme di più contenuta monumentalizzazione. La stele a uno o più personaggi, associata alla relativa urna ossuario, che purtroppo per la quasi totalità dei casi è andata perduta, cioè abbiamo o da una parte la stele o dall'altra parte l'urna, però è difficilissimo trovare entrambe e due in connessione. Ho perso il filo. La stela ha uno o più personaggi, associata, come dicevamo, alla relativa o in ossuario, che per quasi totalità dei casi è andata perduta, risulta essere, nel corso del I secolo d.C., il monumento prescelto non solo dall'aristocrazia, ma adottato anche dalla classe emergente dei liberti. I liberti, come credo sappiate, sono gli schiavi liberati, i quali schiavi liberati poi potevano affrontare liberamente qualunque tipo di professione e molto spesso, probabilmente più dinamici dei loro ex padroni, molto spesso diventavano più ricchi e più potenti dei loro padroni, tant'è vero che abbiamo dei casi, non parecchi, in cui sono i liberti che dedicano le tombe ai precedenti patroni. Allora, l'intento comunicativo di questa straordinaria antologia di immagini desunte dal quotidiano diviene un muto racconto di rapporti familiari in cui prende vistosamente forma il legame coniugale, simbolicamente esplicitato dall'unione delle destre, la cosiddetta dextrarum iunctio, che rappresenta uno dei momenti culminanti del rito nuziale, ma a cui allude anche il rotolo contenente l'atto ufficiale del matrimonio esibito dallo sposo. Ad Altino, dove risultano presenti ceti produttivi assai operosi e dinamici a causa della vocazione portuale e commerciale del municipio, non si registra a livello sepolcrale solo la volontà di adeguamento ai modelli del ceto dirigente, ma anche, sebbene più episodicamente, l'orgoglio di raccontare, attraverso l'evocazione del mestiere esercitato in vita, il mezzo della propria affermazione sociale. In alcuni casi il ricordo dell'esercizio di una professione è demandato alla sola presenza di immagini allusive, che si è soliti far derivare dalle insegne di bottega. Così è per il sutor donatus, al cui mestiere di calzolaio rimandano sul lato destro dell'urna. Ecco, questo è uno dei rarissimi casi in cui sono state rinvenute insieme stele ed urna. Allora, sul lato destro dell'urna è una lesina ed una forma di calzatura, mentre sul lato sinistro un coltello a mezzaluna e forse un maglio. Così è pure per il monumento che ospitava le ceneri di Ennia Veneria, insieme a quelle di un Saufeius e un Trosius, associati nella medesima sepoltura. Sul lato sinistro dell'urna è presente infatti il rilievo di un'imbarcazione a vela guidata da un gubernator, la quale, come molte altre immagini navali della necropoli, rimanda ad attività di scambi via mare dei soggetti coinvolti. Alle stesse attività marinare allude esplicitamente anche la decorazione di un bellissimo altare cilindrico, una nave di cui sono ben visibili i timoni e accanto alla cui prua guizzano due delfini, corona la sommità dell'altare, sul cui corpo cilindrico si stagliano ad alto rilievo i volti di due nocchieri, come l'associazione evidente con un timone sembra dichiarare. Nei casi più fortunati, il messaggio si esplicita sia per scripta che per imagines. Così è per il Turarius Publius Erenius Primus,
che comunica la propria professione di commerciante di incenso, non solo attraverso la menzione scritta del mestiere sullo zoccolo dell'urna, si legge molto male, Turarius, ma anche attraverso la rappresentazione di un turibolo inserito tra la testa sua e quella della consorte. Mentre l'Abetarius Septemus esprime attraverso l'ascia scolpita sulla sommità del cipo sepolcrale il suo mestiere di taglialegna citato nel testo dell'epigrafe. Ma contemporaneamente non viene meno da parte degli esponenti della locale aristocrazia l'orgoglio di ostentare la propria appartenenza alla classe patrizia attraverso specifiche immagini che riproducono fedelmente all'interno del monumento funerario la tradizione profondamente romana del culto degli antenati. È questo il caso di uno dei più noti monumenti altinati, databile attorno alla metà del I secolo d.C. Non so se vi ricordate, questo l'abbiamo visto anche l'anno scorso quando abbiamo parlato delle donne altinati. Comunque mi piaceva ritornare. Si tratta di una stele funeraria ed edicola al cui interno campeggia a figura intera un'immagine femminile che tiene ostentatamente la destra, poggiata su un busto sorretto da una mensola. Della donna restano ignoti il volto, perché mutilato da una profonda frattura, ed il nome, come pure i suoi legami di parentela, perché dovevano essere originariamente incisi sull'urna andata perduta. Il busto sulla mensola, contraddistinto dal classico taglio semilunato sottostante le spalle, è quello di un'altra donna, ritratta a velato capite, il cui volto è purtroppo andato analogamente perduto. L'intimo legame che evidentemente intercorre fra colei che si impone come la protagonista e l'immagine funebre viene esplicitato dal gesto che sembra virtualmente voler instaurare un collegamento fra queste due donne. Ma di quale di queste due donne questo era il monumento funebre? Della matrona, che attraverso l'ostentazione del busto di un'antenata sembra volersi fregiare di una genealogia gentilizia, o piuttosto dell'antenata il cui ritratto, fissato nella pietra, era già diventato oggetto di culto da parte di un discendente della stessa famiglia? O lo era forse di entrambe e due? Decodificare il messaggio della stele si rivela pertanto un'impresa ardua per la complessità dei riferimenti simbolici che ne fanno un unicum. L'immagine traduce infatti in chiave femminile lo schema figurativo del cosiddetto togato Barberini, celeberrima statua romana, che esplicita chiaramente l'adesione al concetto prettamente romano di esaltazione dello stato gentilizio della famiglia attraverso la memoria degli antenati, cioè quello che i latini definivano il mos maiorum. È noto infatti che secondo la tradizione romana i ritratti degli antenati stavano esposti nell'atrio delle domus aristocratiche ad ostentare le memorie e le glorie familiari. Le fonti scritte, unitamente alla pittura pompeiana, ci informano che le immagini degli antenati che riempivano gli armadi negli atri patrizi e che venivano esibite nelle cerimonie di pompe funebris erano clipeate, ossia inserite all'interno di un clipeo, secondo un modello che originariamente in Grecia veniva destinato unicamente alle divinità e agli eroi, e che trova riscontro proprio ad Altino in un nucleo di ritratti maschili, femminili ed infantili che costituiscono le più antiche attestazioni in Cisalpina di questa particolare tipologia monumentale. Anche se l'uso del ritratto clipeato
simbolo del lignaggio gentilizio, venne col tempo esteso al monumento funerario, e ciò che prima era riservato esclusivamente al culto degli antenati e che costituiva un privilegio esclusivo del patriziato, divenne accessibile anche ad altre classi sociali in una sorta quasi di democratizzazione. È tuttavia probabile che la presenza del clipeo divenisse in sé una ben leggibile forma di comunicazione intesa ad attribuire alle imagines in esso contenute un significato di particolare celebrazione. E per quanto ignoti restino la maggior parte dei nostri personaggi, sia i nomi che le cariche rivestite in vita, è tuttavia ipotizzabile che questi ritratti altinati, proprio perché volutamente inseriti ed esibiti all'interno di un clipeo, fossero retaggio peculiare di personaggi emergenti nel panorama municipale, cioè insomma non di tutti, ma comunque anche in questo caso di una determinata classe sociale. Le immagini fissate nella pietra dei monumenti ci raccontano però anche dello svolgimento della cerimonia funebre e della custodia dei sepolcri. Così alcuni coperchi d'urna che riproducono la catasta della pira funeraria con ordini di travi giustapposte. Così i muti guardiani delle tombe, i cani fedeli, gli esotici leoni, le sfingi mitologiche, sono tre tipologie diverse che troviamo con grande frequenza nei monumenti e simbolicamente a custodia del monumento. Ma accanto a queste immagini, deputate a trasmettere allusioni e metafore che possiamo supporre di immediata assimilazione da parte di un pubblico vasto, si aggiunge un repertorio di altre immagini che sembrano invece riferirsi ad orientamenti spirituali e all'adesione a dottrine iniziatiche attraverso i simboli di quello che potremmo chiamare un metalinguaggio cifrato, certamente intellegibile agli occhi dei contemporanei, ma per noi non certo facilmente decodificabile. Queste opzioni iconografiche non è probabile che potessero riflettere l'immagine comunque dell'intera comunità, ma solo di alcune sue ristrette componenti, probabilmente connotate da adeguate potenzialità economiche e sicuramente spinte da una precisa volontà comunicativa. Gli archipendoli, i compassi, i fili a piombo, le asce, i righelli, anche dettagliatamente riprodotti, non sembrano in questo monumento alludere al mestiere praticato, che almeno nel caso del Liberto Ogius Patroclus risulta tutt'altro, come si evince dall'iscrizione, corrisponde cioè al mestiere di un centonarius, cioè di un commerciante di stoffe. Sembrano invece riferirsi agli ideali di equilibrio, compostezza interiore, armonia spirituale propri delle dottrine orfiche. Un archipendolo, un compasso ed un regolo sono presenti sui lati dell'urna cassetta di Quintus Sicinius Quintellus ed un filo a piombo, questo è di Cicinius, ed un filo a piombo, una squadra e un righello con tanto di sottomultipli sono raffigurati alla base di una stela in epigrafe a 3 ritratti. Ma nella semantica del simbolismo funerario locale, anche ad altri soggetti che ne popolano il repertorio vegetale ed animale, sembrano venire intenzionalmente affidati specifici intenti comunicativi in relazione a forme ancora di religiosità misterica, di tipo dionisiaco, ma anche orfico e pitagorico, in una prospettiva di fede nella salvezza ultraterrena e nell'immortalità dell'anima.
Riferimenti iniziatici e dichiarazioni cifrate di appartenenza a forme di religiosità misterica, in particolare i misteri di Dioniso, sono ravvisabili in un'articolata gamma di motivi iconografici applicati con l'adozione di soluzioni compositive differenti ad altari, urne, stele e coronamenti. Ai riferimenti espliciti evocanti pratiche legate all'ebbrezza, personificati dai cortei di menadi danzanti, che occupano la superficie di alcuni noti altari funerari cilindrici, fanno riscontro i numerosi tralci di vite, carichi di grappoli d'uva becchettati da uccellini, che si dispiegano ad avviluppare urne cilindriche, a decorare fianchi di stele, a fasciare, come si dice, a fasciare pareti di schifoi, a campire gli specchi di altari ottagonali. Analoga allusione sembra voler trasmettere l'opzione iconografica prescelta dal committente della stele, al cui interno l'immagine di un giovinetto ritratto accanto alla madre è fissato nell'atto di esibire nella destra un grande grappolo d'uva becchettato dall'uccellino che tiene con la mano sinistra. Infine, e concludo, anche l'intrinseca idea della rigenerazione propria del ciclo vegetativo si materializza sotto forma di un'allusione al medesimo scenario simbolico, ricco di riferimenti iniziatici e di forme di religiosità misterica. Pigne e cespi da canto coronano rispettivamente altari cilindrici e ottagonali, le cui superfici sono ricoperte da un sovrabbondante impiego di molteplici motivi vegetali. Così come altri cespi da canto si dispiegano sui fianchi di stele e di arete ossuario. Uno splendido fregio da canto incornicia ancora una volta la fronte e si dispiega libero sulla sommità del maestoso altare funerario del collegio dei lanari purgatores, cioè dei pulitori di lana, databile nei decenni finali del I secolo d.C., che allo stato attuale risulta la più tarda costruzione monumentale della necropoli altinate. Con questo vi ringrazio e ho concluso.